Alla fine degli anni 60, un'improvvisa voglia di cambiamento, libertà e rivoluzione si riversa nelle strade. Gigi Riva è l'uomo che può portare quel desiderio anche dentro l'Amsicora, lo stadio di Cagliari. È l'uomo che può armare quelle aspirazioni con i suoi tiri potenti che l'hanno reso famoso. L'irrazionalità del calcio, d'altronde, è pronta ad accogliere qualsiasi genere di utopia. Se 2 mesi prima Neil Armstrong ha portato l'uomo sulla Luna, allora Gigi Riva può portare il Cagliari sull'Olimpo del calcio. Forse anche noi eravamo convinti che era raro, difficile o impossibile che lo scudetto potesse venire a Cagliari. Ma Gigi Riva, per portare il Cagliari sulla Luna, ha bisogno di un equipaggio all'altezza. E così la dirigenza, accanto ai nazionali Cera, Albertosi e Tomasini, prende dall'Inter altri 2 fuoriclasse come Domenghini e Gori in cambio di Boninsegna. Al comando della squadra c'è un gentiluomo d'altri tempi, Manlio Scopigno. Un allenatore disincantato e sempre con la battuta pronta. Non per niente, in un'epoca di allenatori maghi e stregoni, Scopigno è soprannominato il filosofo. Aspetta, fa spostare Gigi. Ci ha fatto sentire uomini, cioè lui non gli interessava il ritiro, non gli interessava quello che poteva essere quello che facevamo nell'arco della giornata, lui ci giudicava sul campo. La partita persa diventava l'occasione al martedì per divertirci e dire domenica, pensiamo a domenica, lasciamo perdere. E Scopigno fa bene a non guardare troppo spesso cosa fanno i suoi ragazzi. A loro basta una stecca di sigarette e un mazzo di carte. E l'alba dietro l'angolo. Il sabato sera normalmente vai a letto presto, no? Noi andavamo in camera e ci mettevamo a giocare a carte. E combinazione eravamo 4 fumatori, proprio io, Gori, Poli e Albertosi. Non c'erano solo i 4 che giocavano, c'era tutta la squadra che era lì che stava a vedere. Noi facevamo fatica a vederci. Immagino chi è entrato verso mezzanotte. E chi è entrato verso mezzanotte era Scopigno. Gori è entrato in un armadio, Poli sotto il letto, e io sono andato ad aprire. E lui ci guarda, tira fuori una sigaretta. Tira fuori la sigaretta e fa, gli dà fastidio il fumo. L'ironia di Scopigno conquista proprio tutti. Riesce a scalfire anche l'aria da duro e lo sguardo di ghiaccio sotto cui Gigi Riva nasconde i suoi sentimenti. Ricordo che lui era all'aeroporto dove io mi ero appartato, si è seduto vicino e ha acceso una sigaretta, abbiamo acceso una sigaretta, che allora si poteva fumare, e mi ha detto guarda che io sono un tuo amico oltre il tuo allenatore. E io mi sono aperto un po' con lui e lui ha capito quello che poteva essere il mio carattere, la mia sensibilità, il mio modo di agire a volte. E forse lì è nato un rapporto di amicizia solida. Riva e Scopigno sono il braccio e la mente di una squadra perfetta, scoppiettante in attacco e solida in difesa. E se ne accorgono presto i campioni in carica della Fiorentina. Siamo andati a vincere a Firenze, lì abbiamo capito che poteva essere l'anno giusto. Il 12 ottobre, allo stadio Artemio Franchi, Riva trasforma un discusso rigore concesso dall'arbitro Lobello. E il Cagliari vince per 1-0. È un rigore che fa infuriare la squadra viola e tutti i suoi tifosi. Noi siamo rimasti fino alle 10 di sera allo spogliatoio, perché
non l'avevano digerita, non l'avevano accettata questa sconfitta. E le vittorie del Cagliari arrivano una dopo l'altra, grazie soprattutto al bomber con la maglia numero 11. Il più bello lo segna un pomeriggio a Vicenza, quando ritrova nella porta avversaria il compagno di tanti allenamenti. Glielo dissi ai miei compagni, dice, state attenti che per lui il pallone è sempre giocabile, perciò non pensate che lui non provi, perché lui prova sempre. Nonostante gli anni passati insieme, neppure Pianta si può immaginare che Riva possa provarci anche quella volta. Un cross di Gori. E la palla mi ritorna da Domenghini. Io vedo che Gigi va su e col sinistro, ma va su che va in cielo. Si impenna Riva in rovesciata e rete! Sì, proprio in cielo. È lassù che arriva il sinistro di Riva, a strappare un pallone alle nuvole, per riportarlo sulla terra. È una cosa, io l'ho fatto così, l'ho visto, mamma mia. Mi sono sentito dire da dietro, brutta bestia, ho detto. Sì, è stato un bel colpo. Trascinato da Gigi Riva, il Cagliari a metà stagione sembra lanciato verso uno scudetto inatteso, quando improvvisamente tutto diventa più complicato. Il roccioso stopper Tomasini si infortuna gravemente e abbandona la difesa. L'allenatore Manlio Scopigno, invece, litiga con un guardalinee dopo una sconfitta a Palermo e rimedia 6 mesi di squalifica. 2 perdite pesanti per il Cagliari. Ora sarà molto più dura. Nel frattempo, come se non bastasse, le squadre più blasonate non accettano altri invitati al tavolo delle grandi e iniziano ad alzare la voce. Prima ci pensa l'Inter a battere il Cagliari con un gol dell'ex arrabbiato Roberto Bonisiglia. Quella partita lì non era da perdere, era da pareggiare. La punizione lì era a favore nostro, mancava 3 minuti alla fine. E presto toccherà alla Juventus, che dopo un inizio di campionato difficile sta volando velocemente verso la vetta. Dunque, di questa classifica? Classifica, insomma, ci siamo ancora noi in testa. Speriamo di rimanerci. Comunque rimane sempre la Juventus che fa veramente paura. Il 15 marzo del 1970 è il giorno dello scontro diretto contro l'avversaria più temuta da Riva. Quando i sardi arrivano al Comunale di Torino, i bianconeri hanno solo 2 punti di ritardo. I rossoblù non possono assolutamente perdere. Se perdevamo lì ci raggiungeva in classifica. Riva è nervoso. Stavolta anche lui ha paura di sbagliare. Ma a dargli forza ci pensa Giuseppe Tomasini, il compagno infortunato. Il giorno stesso della telegramma speciale. E lui mi ha mandato un telegramma importante, molto bello. Era la persona che legava più con me. Sapevo che lui era sensibile in questo, allora glielo mandai e lui ripagò tutti. Sono emozioni talmente grandi che ti restano per sempre. Che cosa c'era scritto? No. Gigi gioca anche per me. Questo è Gigi Riva, un uomo che a distanza di 40 anni conserva ancora un pudore commovente per i suoi sentimenti di allora. C'era scritto questo? Non l'ho detto. Fumiamo? No, andiamo avanti, via.
Ora i giocatori di Juventus e Cagliari aspettano solo il fischio d'inizio. Lo stadio è pieno zeppo di tifosi. La Sardegna intera si ferma per ascoltare la partita alla radio. L'arbitro è Concetto Lobello, il più bravo, ma anche il più imprevedibile. Torino, ore 15. Juventus e Cagliari sono di fronte nella gara che può decidere lo scudetto di questa stagione. In ogni caso sarà partita che avrà conseguenze dirette sulla classifica. La Juventus... In campo si scatena subito una battaglia feroce. La Juventus attacca e il Cagliari ribatte colpo su colpo. In area riprende ancora Riva, tiro che la palla sfiora il palo della porta della Juventus. Ma il Cagliari, al 29° minuto, si deve inchinare a un perfetto colpo di testa del proprio stopper, Comunardo Nicolai, il giocatore col fiuto dell'autogol. Esce Albertosi e Nicolai segna il più classico degli autogol. Nicolai era la mia bestia nera, mi faceva gol tutti gli anni, almeno una autorete me la faceva. Ma Nicolai ne ha fatte poche di autoreti, però tutte belle. Cioè lui non si sprecava la deviazione, una volta ha dribblato anche il nostro portiere per fare gol. I giocatori si guardano spaesati. Li assale l'angoscia di perdere in un attimo tutto quello che hanno costruito fin lì. Solo un uomo può scacciare via quella paura e risollevare le sorti della partita. Gigi Riva. E Riva, come sempre, non tradisce. Riva, pareggio, ha pareggiato Riva su confusa azione dopo calcio d'angolo. Avete visto il calcio d'angolo battuto da Domenghini. Juventus e Cagliari vanno all'intervallo sull'1-1. I giocatori sardi sembrano tranquilli, anche perché nessuno di loro può immaginare quello che accadrà nel secondo tempo. A salire in cattedra è Concetto Lobello. Lobello probabilmente ha voluto fare un pochino il centro dell'attenzione. Concede un calcio di rigore alla Juventus, un calcio di rigore ridicolo. Helmut Thaler prende la rincorsa. Tira. Albertosi l'ha parato, il nostro portiere l'ha parato e non si sa per quale motivo, per quale ragione l'arbitro l'ha fatto ripetere. Vediamo che l'arbitro Lobello fa ripetere il calcio di rigore. A me sono ceduti i nervi, mi sono attaccato al palo e mi è venuto da piangere dalla rabbia, dal nervoso. Sul dischetto questa volta si presenta Pietro Anastasi e non sbaglia. 2-1 per la Juventus. Ai cagliaritani saltano i nervi. Ve lo dico chiaramente, sono andato dal guardialinee, che poverino, tra parentesi, non c'entrava niente perché era tutta rassegneggiata Lobello, e gli ho detto vai a cagare te e lui. Io ricordo avergli detto dimmi cosa devo dirti per farmi buttare fuori. E lui mi ha detto penso a giocare. Non l'ho mai detto pubblicamente. L'arbitro mi chiama e mi fa: c'era lungo su Gigi. Gigi! L'arbitro continuava a dire entrate in area, entrate in area. E allora c'è stato un fallo in area di rigore su di me, ci ha dato il rigore anche noi. Ovviamente lo tira Riva, il più bravo rigorista del Cagliari. Il più bravo rigorista è quello che fa 8 rigori su 10. Però se hai quei 2 rigori che sbagli e sbagli proprio quello della partita più importante, sarebbe stato un grosso guaio. Rincorsa di Riva, tiro, parato di Antonino, il pallone entra in rete. 2-2. Lobello strizza l'occhio a Gigi e Gigi gli fa se lo sbagliavo lo facevo ripetere. Il Cagliari tira un sospiro di sollievo. È ancora solo al comando della classifica, ma ancora non è finita. Scopigno che sdrammatizzava tutto, ci ha messo a sedere e ha detto va bene,
siete stati bravi, è un passo importante e adesso sarebbe stupido accontentarsi, quest'anno bisogna arrivare al vertice, quindi dipende da voi. Il trionfale approdo del Cagliari sull'Olimpo del calcio italiano è ormai a un passo. Alla 28ª giornata incontra il Bari all'Amsicora. Prima un'acrobazia di riva, poi il raddoppio di Gori e lo stadio scoppia di gioia. Il Cagliari è campione d'Italia. Quando è finita la partita e il pubblico è entrato in campo è stata veramente un'apoteosi, ti spogliavano, ti toglievano tutto, pantaloncini, maglietta, scarpe, ti avevano messo a nudo praticamente. Intanto Scopigno, congratulazioni per questo scudetto. C'è stato un momento in cui ha temuto di non riuscire a conquistarlo? No, mai. L'anno scorso sì, quest'anno no. E lì ho visto il nostro grande uomo, Scopigno, con le lacrime agli occhi. E allora ho detto, beh, c'è anche lui, aspetti, vive anche lui questa grande emozione. E per la prima volta nella storia del calcio italiano ha vinto un'isola, quest'isola è la meravigliosa Sardegna. Insieme al Cagliari, tutta la Sardegna è festa. Con i suoi gol, Riva ha regalato un'occasione di riscatto a un popolo intero. Per la prima volta è una squadra del Sud a vincere lo scudetto. È un'autentica rivoluzione. Riva è il simbolo, il trascinatore e il capocannoniere. E tutti sono pronti a sostenerlo nel campionato del mondo che si terrà a giugno in Messico. Perché se il Brasile ha Pelé, l'Italia ha Gigi Riva. È il migliore giocatore del mondo! Meglio di Pelé! Meglio di Pelé!